tutto questo streaming sta uccidendo il meglio del teatro italiano. Non lasciate morire il teatro, ma se proprio dovete, rivolgetevi a una grande agenzia. Agenzia Funebre Garau. E il tuo funerale sarà uno spettacolo. Buttalo dentro. Just kidding. Lifestyle. 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 Parrucchieri uomo, donna, bambino. Via Sardegna 90B, Oristano. Costruzioni Antonio De Muru, costruzioni e vendita appartamenti. Via Sardegna 90C, Oristano. Amici di Oristano Rosso Blu, Effetto Serra, ben trovati a questo nuovo appuntamento della rubrica 45esimo minuto. Siamo nell'intervallo di Genoa-Cagliari, Genoa appunto 2, Cagliari 0, in quel di Marassi. Buonasera a Fabrizio Serra, ciao Fabri. Buonasera, ciao a tutti. E buonasera, ben trovata Titti Teresa Martis. Ciao Titti, ben trovata anche a te, buonasera. Dunque, io partirei proprio da Titti. Titti, l'analisi del questo primo tempo per noi molto, ma molto negativo. A te io non oso azzardare. Una valle di lacrime. Probabilmente una partita presa sottotono, sotto gamba, visto che il Genoa è praticamente salvo. Non è escluso che i nostri siano entrati proprio con la molli. Si è visto anche dal secondo gol del Genoa, dove praticamente non sono intervenuti a bloccare quel passaggio che ha portato al gol della mezzala del Genoa. Mi dispiace anche sul gol di Torsby perché era da tempo che non giocava e Torsby è uno di quelli che di testa, soprattutto negli angoli, riesce sempre a fare gol. Questa volta non l'ha fatto sul calcio d'angolo, ma l'ha fatto sul cross di Sabelli. Purtroppo nessuno è riuscito a contrastarlo, erano in due mi pare, se non sbaglio, sia Vietesca che Azidiakos. Però qualcosa deve cambiare subito Ranieri, perché anche a centrocampo qualcosa non sta funzionando. Si vede che manca Nandez, a parte vabbè, i difensori centrali che mancano, che quello è indiscutibile, che si sente la loro mancanza, ma soprattutto a centrocampo e anche sulle fasce non si sta lavorando come si dovrebbe. Non si aggredisce, non si fanno le marcature preventive, c'è un atteggiamento probabilmente sbagliato dall'inizio della gara. Si vede che manca anche Makumbu, cioè non lo so, si notano le assenze pesanti, soprattutto quella di Nandes che aggredisce e si vede la garra che mette in campo e che trasmette anche agli altri compagni. Vedo anche un Shomurodov sottotono oggi, tra l'altro. Quindi Fabri, come ti... ok, scusami Titti, volevo infatti chiedere a Fabrizio come si spiegava questi non inserimenti dal primo minuto dei vari Nandez che tu Titti giustamente hai citato, poi ci sono i vari infortuni di Yankto che si è visto durante il riscaldamento con le stampelle, ricordiamo anche ieri Mina, l'ultimo momento forfait prima della partita. Dossena è fuori, Viola lo stesso, Lovumbo squalificato. Tutto questo, Fabri, secondo te può essere proprio come mai queste scelte anche di non mettere, come sta dicendo proprio Titti e Hernandez anche dal primo minuto? Ci sono due aspetti. Il primo è l'aspetto mentale. Questa è una squadra che probabilmente è entrata in campo, come diceva Titti, scarica. È facile, però anche lì si capisce la fragilità della testa dei giocatori, perché a trovare stimoli contro la Juve, contro l'Inter, contro l'Atalanta è facilissimo. Quando giochi contro il Genoa, di fatto già salvo, perché per la matematica è salvo, e lì le motivazioni ti devono arrivare dentro di te, non puoi pensare di giocare sempre con la Juve.
Punto primo. Punto secondo, questa è la conferma che la formazione costruita quest'estate e poi corretta in qualche modo in corsa a gennaio può contare su 12-13 titolari. Gli altri non sono all'altezza, però io la colpa in qualche modo stasera non la voglio buttare addosso solamente ad Atsigliakos e Vietesca, perché è evidente che è anche fin troppo facile, visto che tutto l'anno ne abbiamo parlato, hanno faticato non poco ad entrare nei meccanismi del calcio italiano. Io la croce la do addosso ai giocatori più esperti, a quelli che dovrebbero dare qualcosa in più. E purtroppo, perché per i giovani possono farti il partitone, possono farti la partita meno bella. Io vedo oggi i giovani sono quelli che di fatto stanno mancando, no? Perché Prati ha sbagliato molti passaggi, Oristanio è lo stesso, anzi lo vedo francamente mezzo infortunato, non vorrei che all'intervallo Ranieri facesse dare la Padula al posto proprio di Oristanio. Ci mancano 3 giocatori fondamentali, quindi se noi parliamo di 13 titolari e ci mancano i 2 centrali titolari con Luvumbo, che è l'unico giocatore forse più pericoloso dell'attacco che abbiamo, è evidente che stai togliendo almeno un 60%. Poi sul fatto di Nandez piuttosto che Makumbu, io credo che Ranieri abbia ragionato in termini di 180 minuti, considerando che oggi giochiamo a Genova e ricordiamoci, giochiamo domenica alle 12:30, un altro match ball, secondo me, salvezza in casa contro il Lecce, quindi le forze e le energie vanno in qualche modo distribuite. Detto questo, mi stupisce la facilità con cui il Genoa riesce a entrare dentro la nostra area e noi che non riusciamo a fare un tiro in porta. Ecco, da lì si capisce la differenza. Credo che Ranieri sia stato sorpreso, lo dico in maniera molto banale, non mi sento assolutamente io a livello né di Gilardino né di Claudio Ranieri, però abbia sorpreso molto la posizione di Gudmundsson, che solitamente gioca largo a sinistra, stavolta invece sta giocando largo a destra, quasi in maniera asimmetrica, come si dice in gergo tecnico, in gergo tattico, con Sabelli, Torsby e Gudmundsson che agiscono sul centro-destra e sulla destra, di fatto mettendosi solamente 3 contro 2, perché abbiamo ovviamente un sottonumero con a sinistra Augello e poi il mezzo sinistro che dovrebbe essere De Iola. Ecco, secondo me fino adesso la partita si è decisa su quella parte di campo. Mi auguro, non sono sicuro su questo, che Ranieri interverrà, così anticipo anche la domanda subito. Secondo me all'intervallo potrebbero entrare 2 giocatori e io dico già la Padula e probabilmente o Makumbu o Sulemana, magari al posto di Prati. Andiamo a leggere qualche commento dei nostri ascoltatori che ci guardano anche da YouTube. Linda Melis che dice che squadra penosa, addirittura salutiamo poi Dino Sibono. Buonasera a tutti voi, ciao Dino, un abbraccio come sempre. Una schifezza allucinante, proprio pareri proprio stranegativi. Ranieri l'ha studiata per vincerla al secondo tempo, dice addirittura Angelo. Quindi nel frattempo passano le zanzare, scusate, piccolo dettaglio in diretta. Senza difesa dove vogliamo andare? Speriamo di non prenderne altre, anche questo è assolutamente vero. Poi sbagliato prendere sotto gamba questa partita, come stava dicendo Titi, anche perché non siamo ancora salvi, posto che il Lecce non ci regalerà nulla, tantomeno Milan e Sassuolo. Io direi invece che forse il Milan sarà un po' ma troppo... è giusto, perdonami, ma è giusto che nessuno ci regali nulla, perché noi non vogliamo che neanche le altre squadre regalino nulla alle altre. Faccio un esempio: se l'altro giorno, se oggi è lunedì, se domenica l'Udinese avesse vinto fuori casa a Bologna, oggi noi saremmo appunto, come si dice a Roma, a K12, perché poi alla fine sarebbero stati tutti a 31 e noi a 32, quindi è tutta da conquistare la salvezza. Assolutamente sì, così rischiamo di brutto. Dice, vai Titi. Probabilmente aver giocato oggi il posticipo, quindi l'ultima partita, sapendo già il risultato delle nostre concorrenti. Ha condizionato, dici Titi? Condizionato, perché non hanno fatto punti praticamente, quindi abbiamo anche quello può contare mentalmente, soprattutto in quei ragazzi che non giocano spesso, che magari non sentono la maglia attaccata addosso come la possono sentire quasi sempre, si può dire anche Makumbu ormai
che è diventato, si può dire, No, un Titi, io titolare su fisso. questo non sono convinto, sai perché? Proprio il discorso è legato che ci sono giocatori che hanno giocato di meno. Cioè io ho 21 anni, 22 anni, Ranieri mi sta dando la possibilità di giocare in Serie A, Sì, un match importante per la salvezza contro una squadra che non è la Juve, l'Inter, premesso che Di Pardo, ad esempio, contro l'Inter ha giocato bene, con la Juve cioè io prima di dire una cosa del genere non entri con la testa giusta, beh a quel punto non ha senso neanche che giochi in Serie A. Voglio dire, alla fine stiamo parlando di una squadra che il Genoa, dico, che è ampiamente alla portata del Cagliari, però abbiamo dimostrato in questo campionato che noi non è che siamo ricordati in questa stagione di Serie A per il nostro ermetismo difensivo. Posto questo, allora a quel punto sollevi il baricentro, perché se pensi solo a non prenderle, è ovvio che le prendi. Titti, vuoi controrispondere? Cioè, dispiace perché sono giovani che dovrebbero mettersi in evidenza, ma evidentemente mentalmente l'atteggiamento è stato quello sbagliato, cioè non hanno preso la partita sotto gamba, perché proprio consapevoli del fatto che il Genoa è già a salvo, si può dire. E purtroppo questo capita in altre No, partite, è anche, lo sappiamo matematicamente, benissimo. Titti, perdonami, è Il proprio Genoa è già dopo il matematicamente risultato di salvo, ieri, è già matematicamente, Eh, è già matematicamente. quindi, ma poi c'è anche lo stadio, 30.000 persone, quasi tutti abbonati, lo stadio che incita, lo stadio di Genova è come quello di Cagliari, si può dire è più grande, però Non lo si può so. dire che il pubblico lì è il 12° uomo, siamo sinceri, si Vabbè, sente io veramente sinceramente tanto. le trovo, come posso dire, non giustificazioni, però valutazioni extracampo. Ripeto, abbiamo giocato a San Siro contro l'Inter capolista, Sì, perdevamo e l'abbiamo recuperata 2 volte. E allora cosa dobbiamo dire in quel caso? Che il Cagliari è stato eroico? La verità è che questa squadra ha 12-13 titolari, ne mancano 3 di quelli che hanno contribuito alla rinascita, mettiamo qualche altro che è in panchina, questa squadra non è a livello, questa ascesa oggi in campo, di reggere un sì, campionato di Serie A. no, E lo sta non è dimostrando. questione di motivazione, è che proprio tecnicamente siamo di un altro livello. Io credo che Ranieri qualche ingresso adesso lo faccia. È ovvio che ci manca qualcosa davanti, perché comunque Lovumbo non c'è, Pavoletti non c'è, Petagna non c'è, abbiamo adesso Ristagno secondo me a mezzo servizio. Ci manca velocità, ecco, quello sicuramente. Non abbiamo il Lovumbo che ti salta l'uomo. Mi auguro che invece si inizi un pochettino a sollevare il baricentro e a manovrare in modo da provare a impensierire la difesa avversaria, perché, ripeto, fino adesso non c'è stato un tiro in porta, c'è stato forse quel calcio di punizione che per poco, a pieno recupero, dico perché eravamo in diretta, nel calcio di punizione che diciamo, è passato, ha L'angolo, attraversato tutta l'area piccola e nessuno, ma dei difensori, non degli attaccanti, è intervenuto per deviarla. Torniamo punti a capo. In attacco però gli attaccanti si devono far sentire. Io leggo questo commento di Giacomo Ottoni che dice: nel secondo tempo dentro Nandez, Sulemana e Makubu. Io ricordo anche che oltre a questi 3 abbiamo Zappa, Petagna, Kingston e anche Azzi a disposizione, oltre E a anche la Risti Padula e la non hai Padula. detto. E anche la Padula, no, non lo so, infatti la Padula anche durante il primo tempo, dopo, infatti la Padula adesso è proprio svestito completamente, già forse è il primo cambio, staremo a vedere. Strootman, la ex di Padula, turno. sicuramente. Sì, Secondo me assolutamente. esce Ristagno perché già lo vedevo che si toccava la gamba, la coscia, anche per questioni Ecco, di domanda. precauzione, secondo me. Quindi Faccia qualche domanda, come dice il cambio. buon Bruno, visto che ci sono sempre, che salutiamo, che oggi non c'è per altri impegni, che dice che ci sono, ogni volta che ci sono 5 cambi, più o meno si può cambiare mezza squadra. Oltre la Padula, secondo voi chi potrebbero essere i vari cambi? Titti, partiamo proprio da te, poi andiamo da Fabrizio, poi semmai andiamo anche in chiusura, visto che Ma forse i sta per cambi iniziare il secondo me secondo tempo. a centrocampo e poi la Padula ovviamente al posto di Ristagno. Adesso ho visto che 10 minuti prima del termine della partita ha modificato l'assetto, quindi si è messo con il 4-4-2, quindi ha irrobustito un po' anche la difesa. Vediamo un po'. Non lo so, è difficile questa volta, eh. Che da cambiare ce ne Fabri, sarebbero tanti. Io il tuo devo essere sincero, pensiero? peggio di così la vedo difficile. Io credo che
questa squadra, perlomeno quella che ci ha abituato nelle ultime settimane, che ha perso di fatto solo a Monza per quell'invenzione di Daniel Maldini, è una squadra che può recuperare il risultato. È evidente che va affrontata in maniera diversa, è evidente che ci deve essere un filtro a metà campo, è evidente che dobbiamo quantomeno tamponare le fasce, perché io francamente non ho visto diciamo così sovrapposizioni degli esseri difensivi, siamo sempre andati a indietreggiare, e allora sto vedendo, mi pare di vedere anche Zappa, ma adesso poi lo vediamo, però ripeto, se deve fare qualche cambio è giusto che dia qualità, perché ripeto, Sì, questa è sono la due, squadra Fabri, che al sono due a momento bordo campo, sono due. Sì, Sono due a ha bordo fatto campo, vedere, quindi dicevo, confermo. che insomma ci sono delle lacune evidenti. Nandez e Zappa. Ok, e la Sì, Padula? Adesso vediamo quali sono. Quindi Io triplo spero di aver già cambio, fatto tre. mi pare di capire triplo cambio. Allora, Nandez, Zappa, sicuro. In questo momento li sto vedendo che ecco, Zappa. sono pronti per entrare. Vediamo chi esce. Allora, lo dico per chi ci sta seguendo in questo momento, c'è nell'immagine La di Padula, Dazon, triplo. Zappa e La Nandez Padula per che sono Oristanio. pronti a entrare, sono a bordo campo. Esce, Allora. ecco la Padula, ho ragione io. Quindi esce Oristanio, esce Di Pardo, entra la Padula, Nandez, e quindi adesso vediamo, perché se esce Di Pardo, Zappa dovrebbe entrare al posto di, però in questo momento io ne vedo solamente due. Azidiakos. Ok, quindi ridisegna la difesa a 4, mettiamola così. Triplo cambio Ecco, confermato. Sì, è uscita Sì, adesso la esce foto. Azidiakos, entra Zappa, quindi difesa a 4, quindi Zappa terzino basso con Azidiakos e Obert centrali, Augello a sinistra, poi 4 centrocampisti con Nandez, De Iola, a questo punto mi viene Gaetano, a sinistra metterà, adesso vediamo, perché poi potrebbe essere anche 4-3-1-2, voglio dire, perché c'è Gaetano dietro le due punte che sono la Padula e E subito calcio d'angolo anche per il Cagliari, Fabri, all'inizio proprio siamo al 45esimo e 23 secondi, vediamo questa azione, immediatamente parte il calcio d'angolo, fuori, recupera il pallone il giocatore del Cagliari, ma manda il pallone in fallo laterale in questo momento. E vediamo chi è a terra per l'ennesima volta. No, ragazzi, qui è giocato a terra. Mi sembra Qualcuno ha dato una testa di botta? Obert. Sì, Obert. No, si sono scontrati due giocatori dei nostri durante il calcio d'angolo. Aspettate un attimo, voglio vedere. Questo non c'entra niente, comunque. Bene, andiamo a vederci il secondo tempo. Io ringrazio a Titti per essere stata con noi in questa puntata, spero di vederla presto, anche se non anche allo stadio. Grazie a Fabrizio, e la puntata per Fabrizio con il punto sulla Serie A domani? Domani abbiamo la cooperativa Pescatori Tortolì per la festa della laguna, che sarà mercoledì a Tortolì, quindi domani ci sarà l'intervista, poi faremo ovviamente il punto della Serie A. Perfetto, grazie a Titi, grazie a Fabrizio, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito sul canale YouTube di Fabrizio Effetto Serra e sulla pagina Original su Blu e appunto sul canale Effetto Serra. Buon proseguimento a tutti e sempre Forza Cagliari. Ciao, grazie, buon proseguimento. Ciao ciao.